Benvenuti in un viaggio che unisce l'eleganza storica della Via Emilia alla poesia delle colline parmensi. Oggi a Italia Slow Tour Ambassador esploriamo due cuori pulsanti dell'Emilia-Romagna: Modena, città di tesori UNESCO e motori leggendari, e le campagne di Parma, dove la terra racconta storie di gusto e nobiltà. Modena e le terre parmensi. Un viaggio tra storia, sapori e tradizioni. Modena non è solo una città, è un museo a ogni angolo. Il complesso formato dal Duomo, la Ghirlandina e Piazza Grande è patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1997. Camminando per queste vie si respira l'aria di una città che ha saputo rendere pervio l'impervio, come dice il suo motto, Avia Pervia. Guardate la Ghirlandina. Quel profilo slanciato è il simbolo di una città che da secoli guarda verso l'alto. E se vi capita di scorgere un osso ricurvo sul Duomo, non stupitevi. La leggenda lo definisce un osso di drago, ma è il fascino di questi misteri a rendere Modena unica. Proprio come Venezia, anche Modena aveva una fitta rete di canali oggi nascosti, i cui nomi vivono ancora in vie come Corso Canal Grande e Canal Chiaro. Ci hanno parlato di gastronomia e noi vogliamo scoprirla. Iniziamo il nostro tour. In Viale Storchi 487 abbiamo incontrato Cristian e Laura al ristorante Olimpia per scoprire la loro realtà dedicata al pesce. Benvenuti, io sono Cristian, ci troviamo all'Olimpia Restaurant di Modena, siamo un ristorante di pesce, anche se non abbiamo iniziato così. Oltre 30 anni fa la nostra attività parte come un piccolo bar e nel corso degli anni ci trasformiamo da bar in wine bar, in ristorantino, e oggi siamo un ristorante di pesce. Secondo me piace tanto il pesce crudo perché è una cosa molto naturale, non è lavorato. Ormai siamo abituati a mangiare tutti i cibi lavorati, sofisticati. Quando si mangia crudo no, se è la qualità o no. E quindi la gente cerca, secondo me, queste cose semplici. Oggi vi facciamo vedere un paio di portate, un paio di impiatamenti, il nostro crudo, quindi gamberi e scampi di Mazzara del Vallo, tonno pescato a Marsala, le ostriche, il girardot dalla Bretagna, e un risotto. Facciamo un risotto con crema di zucca, una tartare di gambero crudo e un disegno di stracciatella di bufala. Modena è una città che è una meraviglia continua. Può sembrare semplice, ma in realtà è una città molto ricca. Abbiamo un sacco di bellissime realtà, abbiamo la Ferrari, abbiamo nella ristorazione Bottura che ci porta tanta gente a Modena, e abbiamo l'aceto balsamico, abbiamo il parmigiano. Modena è una bella città, è una terra ricca di emozioni. Non ero così famoso una volta, piano piano lo sta diventando, anche se poi rimaniamo comunque una piccola, grande città. E si sta bene, si vive bene a Modena. Proseguiamo con la pizza di Vincenzo all'angolo di via Nonantolana, dove la storia del titolare si intreccia con il calore del forno. Sono Vincenzo Perrella, sono nato a Modena, ho 51 anni, questa è la mia pizzeria, io sono il gestore di questa attività. Io, come ho detto, sono nato a Modena ma di origini napoletane, ho il cuore tagliato in due, metà napoletano e metà modenese, ma questo non va in conflitto, anzi rafforza le due cucine, perché sia la cucina napoletana che la cucina campana insieme fanno un mix vincente. Tutto nasce nel 1990 con la mia famiglia, che si era trasferita anni prima qua a Modena. Abbiamo realizzato questo sogno, che era il sogno di mio padre, che poi ha tramandato a noi. Fare una pizzeria napoletana, perché qua a Modena si faceva la pizza ma non napoletana. Noi ogni giorno proponiamo piatti diversi. Non trovate solo la pizza, ma trovate anche dei piatti tipici della tradizione campana napoletana. La mia passione per la cucina nasce da piccolo, guardando il lavoro di mia mamma, di mia nonna, che erano delle grandi cuoche, innamorandomi, perché ovviamente è un amore che nasce da bambini, quindi è uno dei primi amori. E poi ho apprezzato, oltre al cucinare, il mangiare, quindi ho dovuto fare da solo dall'età di 20 anni, allora mi piaceva farmelo bene. Oggi vi presento dei piatti e partirei dalle pizze. Una cosacca, una salsiccia e fiorelli, o chiamata carrettiera, e poi abbiamo fatto anche una pizza dedicata a Modena, che è la Modena.
cerchiamo di dare quello che troviamo. Per esempio stamattina abbiamo trovato le zucchine freschissime, chiare, e abbiamo fatto un piatto della cucina tipica napoletana che è la pasta alla Nerano. È un piatto che nasce sulla costiera amalfitana negli anni 50 più o meno e unisce parmigiano, provolone, le zucchine che vengono fritte, tanto basilico e una buona mantecatura in padella. Piatto semplice, economico, ma d'effetto. Noi in linea d'aria siamo a 600 metri dal centro di Modena, alle spalle abbiamo la Maserati, abbiamo il Museo Ferrari, a linea d'aria 50 metri abbiamo la tangenziale che vi porta da tutte le parti. È facilmente raggiungibile, perciò veniteci a trovare. La giornata continua al ristorante Uva d'Oro, dove con Simone e la sua famiglia esploriamo l'accoglienza cittadina, il buon mangiare. Ciao, io sono Dario. Ciao, io sono Lisa, la moglie. Siamo i titolari del ristorante Uva d'Oro in piazza Mazzini in centro Modena. E oggi vi raccontiamo la storia del nostro locale, da come è nata. Che è nato circa 20 anni fa, a settembre per l'esattezza, ma facciamo questo mestiere da 32 anni. E prima abbiamo iniziato nei paesi qui vicino e ci siamo concentrati e dedicati al 100% all'Uva d'Oro. Il mio compito, diciamo, è di organizzare un po' i gruppi, le tavolate e la gestione un po' del locale. Io sono venuto a mangiare in questo ristorante 20 anni fa con un rappresentante. Mangiando i signori volevano vendere questa attività e io nell'arco di 4 ore ho deciso di acquistarla. La tipologia del nostro arredamento è nata nel 2017 quando abbiamo deciso totalmente di ristrutturare il ristorante. Ci ha fatto un po' stravolgere la nostra ideologia, insomma, di come eravamo partiti, ecco. Ciao, sono Simone, figlio di Dario e Elisa, titolare del ristorante Uva d'Oro. Da una decina d'anni collaboro con loro all'interno del ristorante, dove ho portato un po' di innovazione riguardante alla carne e al vino. Insieme a loro prendiamo decisioni su vari piatti in cui mettere e abbinarli ad alcune tipologie di vino che vanno più adatte o meno. La nostra proposta principale all'interno del ristorante è sicuramente la pasta fatta in casa, che ci lavoriamo sopra tutti i giorni per ottenere una qualità altissima, cosa che il cliente modenese vuole e noi vogliamo. Grazie alla mia passione per i vini ci siamo allargati in questo mondo dove comunque teniamo una punta di diamante all'Ambrusco Emiliano, che è il nostro cavallo di battaglia, e con i nostri primi e soprattutto anche antipasti, i nostri pani tipici modenesi che sono i gnocchi, i tigiali, gli affettati, abbiniamo sempre, e con piatti un pochino più elaborati tipo secondi di carne, fiorentine, tomahawk o delle tagliate un pochino più pregiate, abbiamo una vasta richiesta, un vasto assortimento di vini rossi, sia soprattutto nazionali, perché abbiamo una clientela che chiede soprattutto vini nazionali, soprattutto gli stranieri che vogliono assaggiare grandi vini del nostro territorio come toscani, piemontesi o veneti, o per quanto riguarda anche le nostre terre, producono un gran bel sangiovese ma dalla parte della Romagna. Primo tipico modenese che andremo a esporre anche oggi, molto richiesto, è il nostro tortellino in crema di parmigiano 24 mesi, che andremo dopo a esporlo e a collegarlo al nostro lambrusco tipico che è il Grasparossa. Come seconda portata dalla nostra macelleria vi andremo a proporre una bistecca americana con 60-70 giorni di frollatura. Questa verrà accompagnata da un sangiovese di Romagna che viene raccolto dalle nostre terre. Come ogni pasto bisogna concludere con un dolce, e non c'è dolce più tipico a Modena del mascarpone. La nostra crema di mascarpone che viene servita con una torta tipo Barozzi, secca, caffè, cioccolato e mandorle. Modena ha dato i natali a uno dei più grandi esponenti dell'opera lirica, Luciano Pavarotti. Prima di raggiungere il successo mondiale, il maestro lavorò per 2 anni come insegnante elementare. Chi lo ha conosciuto ricorda che quando tornava a Modena amava rilassarsi insieme agli amici d'infanzia, lontano dai riflettori. E proprio a proposito di relax, abbiamo incontrato Chiara, del Mazzini Rooms B&B. Ciao, io sono Chiara, sono figlia di Lisa e Dario e sorella di Simone, e insieme a Federico gestisco Mazzini's Rooms. E diciamo che con Mazzini's Rooms si ha proprio la concezione di un affittacamere, quindi un'esperienza in cui si ha sia appunto l'accoglienza di casa, ma anche la cura al dettaglio di un hotel. E infatti una cosa che ci tengo a precisare, come nel ristorante la cura al dettaglio è un aspetto molto importante, perché ogni singola cosa che si trova qua dentro è scelta con cura e non a caso.
sia dalle piante che dall'arredamento, sia dai mobili in legno, ma anche per esempio dai quadri, diciamo, molto vivaci che smorzano un po' tutto. E Mazzinis Rooms è situata all'interno di un palazzo signorile, sempre in piazza Mazzini, sopra il ristorante. Per rendere omaggio anche a questa bellissima città abbiamo voluto, diciamo, denominare le camere con i nomi delle principali piazze. Ciao, sono Federico Venturelli, Property Manager per Mazzinis Rooms. Mi occupo di questa attività ormai da circa 4 anni e non gestiamo solo Mazzinis Rooms, anche se questa è la nostra punta di diamante. Mazzinis Rooms è accogliente ed è una affittacamere nel pieno centro storico di Modena. Tutte le camere recentemente ristrutturate da qualche anno che permettono di avere dei comfort attuali e moderni. Se volete vivere a pieno a Modena in tutte le sue comodità, sapete dove venire a dormire, a mangiare. Vi aspettiamo da Mazzinis Rooms. L'esperienza è stata davvero indimenticabile. Ci immergiamo nel centro storico. Ci hanno raccontato di una Modena città dei canali invisibili. Sulla facciata del Duomo, in particolare sulla Porta della Pescheria, sono presenti bassorilievi che raffigurano scene legate al ciclo di Re Artù. Sono tra le rappresentazioni più antiche di questo mito in Italia, risalenti all'inizio del XII secolo, probabilmente giunte grazie ai racconti dei pellegrini. Parlando di tradizioni medievali, siamo capitati alla Taverna dei Servi di Lorenzo Migliorini. Ci sentiamo proprio dentro una taverna del Medioevo. Mi chiamo Lorenzo Migliorini, sono titolare del ristorante Taverna dei Servi, siamo in centro a Modena, all'ombra della Ghirlandina, come diciamo noi, proprio a 2 passi dalla piazza principale, Piazza Grande. Facciamo una cucina tipica modenese, il nome nasce dal nome della via, che è Via dei Servi. L'ambiente è cambiato molto nei 30 anni di apertura. Abbiamo sempre cercato di mantenere un ambiente più rustico possibile per dare l'idea di una taverna. Diciamo che anche l'aspetto dell'ambiente con le volte al soffitto rende molto questa idea. Poi negli anni abbiamo cercato di fare sempre dei miglioramenti, questo per quanto riguarda le luci, abbiamo messo le candele sui tavoli, perché la candela secondo noi rispecchia molto l'ambiente serale dove magari una coppia vuole una zona intima, vuole mangiare a lume di candela come una volta. Ho deciso di creare questo locale apposta per far conoscere a tutta Italia e a tutto il mondo la nostra cucina tipica modenese. Noi oggi vi farò provare i tortellini in brodo, rigorosamente in brodo di cappone. Vi farò sentire questi tortelloni che facciamo noi abbinati all'aceto balsamico, un altro prodotto tipico del nostro territorio, e poi il bollito, i vari bolliti misti che abbiamo. Per ultimo lo zampone, altra cosa molto tipica di Modena. E siamo molto contenti di far conoscere la nostra cucina a tutto il mondo. Quindi siete invitati, venite, vi aspettiamo. A Modena si respira accoglienza. Siamo qui da pochi giorni, ma sappiamo già che il rientro a casa sarà difficile. Alla Maison Mon Café con Laura, Antonio, Alessandro, Roberto e i celebri cocktail di Giampaolo abbiamo parlato tantissimo e scoperto molte curiosità. Io sono Laura, il nostro locale si chiama Mon Café e io sono la persona che segue le colazioni e i pranzi. Sono una delle socie più anziane, facciamo crescere continuamente il Mon Café di Modena, che è diventata una delle realtà più presenti e innovative di Modena, perché abbiamo all'interno del nostro bistrò delle persone competenti e se avete voglia di un buon cocktail venite, perché c'è Giampaolo, chiamato Giampi ormai da tutti da anni, che prepara dei cocktail list che comunque si rinnovano con la stagionalità degli ingredienti. La cura del cliente è una delle nostre missioni più importanti. Noi accogliamo il cliente con il sorriso, cerchiamo di ricordarci i nomi e le abitudini di tutti i clienti e per noi un cliente nuovo che torna è una grandissima conquista. Sono Antonio Di Resta, ho fondato insieme ai miei soci il Mon Café. L'idea nacque con il mio socio Alessandro, cioè di creare un posto dove far stare i nostri clienti come a casa. Tant'è vero che il logo completo è Maison Mon Café. Allora, il Mon Café è nato
in una ex chiesa. Questa era la chiesa di San Giacomo, che dopo la peste del 1400 fu consacrata. Mi chiamo Roberto Montecalvo e svolgo il ruolo di responsabile di cucina all'interno del Moncafè. All'interno di Moncafè si utilizzano degli ingredienti di buona qualità e si fanno dei piatti di cucina mediterranea a base di verdure, carne, pesce. Allora, partiamo con il vitello tonnato. Poi abbiamo la tagliata di tonno fresca. Poi dopo abbiamo lo spaghetto al pomodoro, che è uno dei piatti più iconici del Moncafè. Poi abbiamo la caponata di verdure, che è un piatto siciliano che abbiamo introdotto per chi è un amante delle verdure. Per strada ci raccontano della pietra ringadora. In Piazza Grande si trova un grosso masso di epoca romana, noto con questo nome. Anticamente veniva usato come podio per i discorsi pubblici, ma anche come pietra del disonore, dove venivano esposti i debitori insolventi per subire il pubblico ludibrio. Per riposare dopo una giornata piena di cultura, ci fermiamo nell'appartamento Bella Vita, in via Nazario Sauro 15. Una persona di nostra conoscenza ci ha voluti assolutamente da lui, poiché per Federico è importante raccontare Modena anche attraverso le sue dimore. Lo so, sono anche qua, è normale, sono un property manager che appunto gestisco in questo caso questo appartamento che si chiama Bella Vita, ma in realtà per tutte le vostre esigenze abbiamo tutti i tagli per rendervi un'esperienza Modena indimenticabile. Parlando di Bella Vita, che è questo appartamento dove siamo oggi, vediamo veramente una ricerca spasmodica del dettaglio, quindi dell'arredo, di tutto quello che serve nella cucina e non solo, per permettervi di avere un'esperienza unica. In Bella Vita abbiamo un appartamento un po' per tutti, però principalmente accoglie le famiglie da tutto il mondo, quindi Europa, ex Europa, ma ci è capitato anche di ospitare parecchi lavoratori che si volessero concedere la bella vita, proprio il nome dell'appartamento, qui a Modena dopo il lavoro. Quindi questo è un appartamento che offre diversi spazi, quindi abbiamo questo soggiorno dove sono adesso, con un angolo cottura super rifornito di tutti i comfort necessari, compresa lavastoviglie, tutti i piatti, tutto quello che serve. In più abbiamo 2 camere da letto nella zona notte, dove appunto si può rilassarsi con la famiglia, quindi immaginiamo una famiglia di 4 persone, i genitori e appunto i figli, oppure coppie di lavoratori che vogliono avere la loro privacy con le camere separate. Ovviamente c'è il bagno che è comune alle entrambe le camere, e il vantaggio di essere in Bella Vita è che comunque sei in centro a Modena, ma con la possibilità di arrivare direttamente con la macchina fin sotto casa e parcheggiare proprio qua a 2 vie. Quindi veramente anche questo è stato pensato per dare il massimo comfort a chi ci viene a trovare qua a Modena. C'è un'ultima tappa oggi, Villa Pasta Madre. Non è solo un luogo dove mangiare, ma un vero ambasciatore della cucina partenopea, dove scoprire i segreti della tradizione campana in terra emiliana. Ciao, io sono Chiara e oggi ci troviamo qui a Modena, a Villa Pasta Madre, che è questa ex stalla ristrutturata dai miei genitori e si trova in strada delle Fornaci 27. È un locale molto grande che ha all'interno diverse identità e diverse realtà, nel senso troviamo il giardino fuori con la piscina che è stato ristrutturato da poco, mentre all'interno troviamo la vera essenza di quello che è il nostro locale, le nostre radici partenopee, e ripercorriamo proprio una via di Napoli, troviamo i lampioni e in fondo troviamo il ritratto del Vesuvio. Allora, io nasco in una famiglia di ristoratori, mio nonno fu il primo a portare la pizza napoletana qui a Modena, i miei genitori hanno avuto una serie di pizzerie e di locali. Ho deciso negli ultimi anni di prendere in mano io la gestione, promettendo di mantenere la tradizionalità della nostra ricetta di famiglia per quanto riguarda la pizza e portargli anche un pizzico di musica. Oggi a Villa Pasta Madre vi presenterò 2 pizze, la prima è la pasta madre, quindi è la nostra classica con i pomodorini che vengono direttamente da Napoli, bocconcini di zizzona, e la vecchia Modena per ispirarci appunto al nostro territorio.
Inoltre vi farò vedere gli antipasti più amati, che sono il nostro babà salato con friarielli e crema di provola, appunto per rimanere sempre in tema Napoli, e le montanarine, che sono queste pizzette fritte che in un boccone si degustano. Quindi per chi si trova nei dintorni di Modena e vuole assaggiare un'ottima pizza, Villa Pasta Madre vi aspetta, e anche io. Modena è il cuore pulsante della Motor Valley. La città è indissolubilmente legata a Enzo Ferrari. Il museo Casa Enzo Ferrari sorge proprio dove si trovava l'officina del padre del fondatore della scuderia più famosa al mondo. Oggi lasciamo la città per le campagne parmensi. Non è semplicemente un lembo di terra tra l'Appennino e il grande fiume Po. È un vero e proprio ecosistema dove la storia, l'architettura nobiliare e la tradizione gastronomica si fondono in un abbraccio indissolubile. Soragna ci accoglie con l'imponente Rocca Meli Lupi. Qui, alla locanda del Culatello, Ivan e Francesca ci guidano alla ricerca di prodotti di altissimo livello e vini naturali. Ciao, io sono Ivan, il titolare della locanda del Culatello, insieme alla mia compagna Francesca. Siamo i titolari appunto della locanda del Culatello e ci troviamo a Soragna. La nostra locanda nasce quasi 8 anni fa, è stata un'idea mia, della mia compagna Francesca. Eravamo colleghi in un altro posto di lavoro, naturalmente, è scoppiato l'amore e dall'amore è nata la locanda del Culatello. Ci siamo divisi da subito i ruoli. Io affetto i salumi in sala, lo affetto davanti direttamente al cliente in maniera che la trasparenza sia fondamentale. Io mi occupo del servizio in sala per rendere il cliente come se fosse proprio a casa sua. E oggi cosa presentiamo? Oggi presentiamo una caramella di sfoglia verde ripiena di faraona, condita con una noccetta di burro di qualità, parmigiano reggiano, una riduzione di birra stout, dell'uvetta cilena e della bacche di pepe rosa. Non solo primi però, anche secondi. No, assolutamente. Presentiamo la nostra pancia di maialino da latte con una riduzione di birra ambrata servita con delle patate arrosto. E come dessert? Come dessert presentiamo una mezza sfera di limoni, quindi andiamo verso un periodo estivo, una mezza sfera di limoni di Sicilia servite con una coulis fresca di fragole e una cialda croccante di riso soffiato e cacao fondente. E per chiudere? Proponiamo una accurata scelta di amari digestivi appunto da tutto il mondo, da whisky e rum, e abbiamo fatto una carta dedicata proprio ai clienti con tutta la selezione. Adesso noi vi abbiamo presentato i nostri piatti, tocca a voi venirci a trovare. Ci troviamo a Soragna, nella piazza principale, nella piazza storica del paese. Vi aspettiamo. A Felegara, la tenuta Il Poggio ci regala l'immagine di un'oasi di pace tra storia, piscina e suite lussuose. Sono Valentina Pancini, mi occupo della gestione di Tenuta al Poggio, una bellissima dimora storica che è situata in provincia di Parma, precisamente a Felegara. Tenuta al Poggio oggi è un bed and breakfast e anche una villa per eventi. Per quanto riguarda la villa per eventi organizziamo sia feste private, matrimoni, ma anche lavoriamo molto con le aziende, quindi team building. Per quanto riguarda la ricettività cerchiamo di dare un servizio che sia assolutamente esclusivo, veramente molto curato nei confronti dei nostri clienti. I nostri clienti sono per lo più persone che nel momento in cui decidono di venire da noi decidono di stare in un luogo in cui pur essendo centrali, perché siamo alla fine a 20 minuti da Parma, riescono ad essere isolati, immersi nella natura e nel completo relax. Cerchiamo di offrire servizi esclusivi per loro, quindi il soggiorno comporta appunto la prima colazione, abbiamo una bellissima spa, un'area gym, la piscina, ma offriamo anche servizi come cene con personal chef, massaggi, picnic esclusivi, degustazioni dei nostri prodotti. La Tenuta, a mio avviso, è un autentico gioiello perché è un po' lontano da tutto ma poi vicino ai servizi più comodi. Questo è fondamentale anche per quando vengono fatti gli eventi, ma anche per i team building aziendali, perché ha tantissimi spazi che possono essere utilizzati in modi differenti. Abbiamo un bellissimo giardino con la vista sulle nostre colline e sul nostro vigneto, abbiamo una bellissima pergola con lampadari in cristallo e completamente pavimentata in modo tale da poter essere usufruita in tantissimi modi. Abbiamo una taverna veramente molto elegante che può essere utilizzata sia per piccole feste sia per aperitivi. In più abbiamo anche delle sale meeting che sono confacenti, insomma, l'utilizzo appunto per i team building. Per i nostri ospiti abbiamo dei bellissimi servizi esclusivi, un personal chef che viene a cucinare direttamente per loro e
che serve la cena nella nostra taverna, rendendo comunque il soggiorno qui un soggiorno altamente esclusivo. Dei massaggiatori bravissimi che vengono e propongono dei trattamenti proprio per riuscire a conciliare il relax della natura circostante al soggiorno in questa bellissima tenuta. Inoltre come servizio diamo anche la possibilità di godere dei nostri cestini picnic esclusivi e delle nostre degustazioni, in modo tale da poter far conoscere anche i prodotti tipici della nostra valle. Per chi vuole vivere in un contesto di lusso, sentendosi come a casa propria, ma comunque a 2 passi da Parma, Tenuta al Poggio vi aspetta. Chiudiamo questo capitolo al Podere Miranda a Gaiano di Collecchio, ospiti dello chef Marco Belmonti. Allora, mi chiamo Marco Belmonti, ci troviamo a Gaiano, Podere Miranda, siamo nel comune di Collecchio in provincia di Parma. Questo è un localino piccolino, molto bello, molto accogliente, proponiamo una cucina prettamente tradizionale. Io sono nato e cresciuto a Piacenza, ho anche un'influenza di cucina piacentina, poi dopo mi sono spostato sull'Appennino, a Bardi, che è un bellissimo paesino dove c'è un castello stupendo, qui sul nostro Appennino, dove anche lì risente di influenze sia parmensi, sia piacentine, un po' anche liguri, quindi è un po' un mix di cucina. Per oggi stiamo preparando degli annolini in brodo, fatti con un ripieno di stracotto, con l'aggiunta di parmigiano. Lo stracotto è fatto con una carne di manzo, maiale e un po' di vitello anche, per darci un po' di delicatezza, con l'aggiunta di uova, parmigiano e noce moscata. Poi vi farò vedere un guancialino di maialino, che è un mio must, anche un'anatra arrosto, che li ho cotte oggi a mezzogiorno. Per finire proporremo una zuppa inglese, una buonissima zuppa inglese, o un mio classico, la tartatine alle mele. Chiaramente la forza di Podere Miranda è il mio team, che comunque è composto di persone comunque bravissime, super preparate. Chiaramente se non hai persone comunque fidate, brave, che ti danno una mano, ti danno un appoggio, non solo fisico, anche morale in cucina, insomma tutto diventa più difficile, ecco. Venite a mangiare al Podere Miranda, un bellissimo posto, immerso nel verde e nella natura, vi troverete sicuramente bene. Lasciamo queste terre con la consapevolezza che il vero viaggio non si compie percorrendo chilometri, ma perdendosi nelle storie di chi le abita. Modena e le campagne di Parma non sono solo cartoline da visitare, ma spartiti musicali dove ogni pietra, ogni ricetta e ogni volto compongono una melodia di resilienza e bellezza. Ce ne andiamo con la malinconia di chi sa di aver lasciato un pezzo di cuore, ma con la certezza che, quando una terra ti accoglie con tale autenticità, non è mai un addio, ma solo un arrivederci. Italia Slow Tour Ambassador vi dà appuntamento alla prossima settimana per continuare a scrivere insieme questo racconto di meraviglia.